Friuli Futures Forum parla anche di futuro, parla di futuro del cibo. Allora, la trota, che è indubbiamente un cibo che conosciamo tutti, ma come entra nel futuro? È un cibo, potrebbe essere un cibo del futuro, e in che maniera? Nella tua interpretazione? Direi di sì perché c'è un discorso legato alle nuove tendenze dell'alimentazione, quindi c'è più attenzione alla salute, più attenzione alle proprietà organolettiche ma anche salutistiche del prodotto. Il pesce a livello internazionale sta crescendo come consumi. Il pescato purtroppo ormai riesce a coprire non più del 50% del mercato, della domanda. Quindi indubbiamente il futuro si rivolgerà all'allevato. Chiaramente a questo punto bisogna capire cosa vuol dire allevato e capire cosa si vuole fare dall'allevato. Quindi se vogliamo continuare su un discorso di qualità comunque legato al territorio, indubbiamente dobbiamo andare verso un allevato di qualità. Quindi non più produzioni intensive. Nel caso dell'acquacoltura c'è anche da dire che rispetto agli altri allevamenti zootecnici non è l'uomo che forza la natura, ma è l'uomo che si adatta alla natura, perché noi possiamo solo adeguarci a quello che è l'ambiente, la quantità d'acqua, la quantità di ossigeno, eccetera. Quindi, Poi c'è l'elemento acqua che diventa fondamentale, dove o è purissima o non funziona, in effetti, no? Non dà il suo effetto. nel caso delle trote assolutamente sì, perché sappiamo che le trote vengono utilizzate addirittura negli acquedotti come sentinelle antiterrorismo, proprio per la loro ipersensibilità a qualsiasi tipo di inquinamento, per cui le trote o si fanno in acqua pulita o non si fanno E noi abbiamo un grande vantaggio in questa terra, che oltre a una terra di vini è anche una terra d'acqua, possiamo dire da questo punto di vista. Sì, terra di grandi vini ma anche di grandi acque, di grandi per qualità e per quantità. Purtroppo in Friuli piove molto, ma per fortuna piove molto, perché questo ci permette di essere la regione, tra le regioni più votate in Europa per quanto riguarda l'allevamento della trota. Senti, dal punto di vista, torniamo alla domanda iniziale, cosa significa per noi consumatori un allevamento non intensivo? Cerchiamo di capire meglio. Allora, parliamo di un rapporto fra pesce e acqua del 1,5-2% di pesce e 98% di acqua. Questo vuol dire non intensivo. E questo permette alla trota di vivere in modo sano, e di crescere in modo sano, e di non forzare l'alimentazione, quindi di avere un prodotto che è assolutamente ideale. L'altro punto critico, diciamo, dove voi poi avete lavorato molto è il discorso dell'alimentazione, no? Vi avete studiato a fondo e siete riusciti a trovare delle soluzioni ottimali. Sì, se per l'alimentazione intendiamo quali sono i prodotti, le caratteristiche salutistiche del prodotto. Noi qualche anno fa, nel contesto di un progetto Interreg, abbiamo fatto una ricerca applicata insieme all'ospedale di San Daniele e alla clinica universitaria di Udine, nella quale circa un centinaio di persone hanno mangiato pesce per 6 mesi, pardon, e sono state monitorate prima, dopo, durante, e i risultati ottenuti grazie ai benefici dell'omega 3 di cui tanto si parla ma qualche volta non sempre a proposito, diciamo che siamo riusciti ad ottenere un risultato pari a quello che si ottiene con il farmaco in termini di riduzione della pressione arteriosa. Addirittura. E quindi anche di colesterolo. Sì, del colesterolo non c'era un dato significativo, quello il più evidente, diciamo, perché poi una ricerca comunque limitata nel tempo per 6 mesi, bisognerebbe ripeterla, qui entrano in campo altri discorsi di fondi per la ricerca, eccetera. Comunque il risultato più evidente è stato quello sulla pressione arteriosa. L'idea invece vincente di Friultrota, e chiudiamo, è quella di, come diceva tuo papà, che ha creato l'azienda, di preparare la trota perché sia pronta per essere mangiata, no? Sì, infatti volevo aggiungere questo, noi stiamo parlando di salute, di cibi salutari, eccetera, eccetera, ma non ricordiamoci che la trota è prima di tutto buona da mangiare, non siamo una farmacia, vogliamo fare un prodotto buono che poi faccia anche bene, insomma. E voi lo preparate voi con diverse proposte anche gastronomiche. Sì, assolutamente, sono tutti prodotti pronti da mangiare, questa è la novità, questo è quello che lo porta verso il futuro. Completamente spinati, già affumicati o già cotti e pronti assolutamente per l'utilizzo.